Allora, buongiorno, grazie, Buongiorno. grazie che siete venuti per la seconda edizione di questo premio e della festa che ci sarà dopo, della Sagra del Ragù. Oggi stiamo premiando quelle che per noi sono delle vere e proprie eccellenze, quelle che sono veramente delle persone, delle personalità e delle associazioni che sono un vanto per Napoli, per la napoletanità e per tutto un patrimonio di cose che da più di 20 anni ci battiamo e che portiamo avanti con il cuore e dedizione. E finalmente dopo tanti anni stiamo diventando una grande comunità, una grande famiglia, un insieme di organizzazioni e giornale che riesce ad essere praticamente il terminale offensivo, se vogliamo, di una serie di attività, di una serie di iniziative e di una serie di lavori che si stanno facendo in tantissimi anni. Quindi io innanzitutto vi ringrazio e nonostante doveva piovere, invece come potete vedere come io sono una persona positiva e propositiva da tantissimi anni, non ho dubbi che sarà una grandiosa giornata. Vi ringrazio e lascio la parola a Francesco Ad Emilio. Allora io grazie per essere venuti qui questa sera. Vorrei chiedere a te, Emilio, come nasce l'idea di fare un premio quotidiano identitario? Allora, prima di tutto porto i saluti di Enzo Capuano, presidente delle botteghe Gian Gregorio Armeno e socio del giornale, che oggi ovviamente sta a San Gregorio, ti lascio immaginare la guerra. Il premio nasce per unire le generazioni, unire i giovani, unire anche i meno giovani, per far capire che in realtà la realtà di questa città, di questa terra, sta proseguendo. Oggi premieremo veramente tanti ragazzi che sono rappresentanti di associazioni, di mondi artistici, culturali, veramente attivi sul territorio e sono delle vere e proprie eccellenze. E dopo vedremo tutti i nomi delle persone che verranno premiate. Ovviamente questo premio è un simbolo, però è un simbolo, come ha detto Gigi, di comunità che sta nascendo, di comunità che sta crescendo quotidianamente, e adesso anche un giornale a disposizione che si chiama L'Identitario, e quindi con lo sforzo di tutti quanti noi quotidianamente stiamo facendo crescere questa realtà, perché veramente quotidianamente ci stiamo mettendo del nostro. E questo premio serve per chiudere un ciclo annualmente con la Sagra del Ragù, con la festa del quotidiano identitario, con delle tradizioni che in questo posto, in questa piazza, cominciano a essere sempre più viste, conosciute e seguite. Per questo vi ringrazio per essere qui oggi, per essere premiati, per le persone che accompagnano, per i maestri che ci sono venuti a salutare e che premieremo. Quindi passo la parola a Francesco per il proseguo dell'evento. Eh sì, poi quando si dice eccellenze di Napoli, quasi in equivalenza si può fare eccellenze del mondo, quindi noi siamo molto onorati di avere con noi diverse eccellenze. Vado allora a premiare il primo premio del quotidiano L'Identitario, premio Piedigrotta, a Benedetto Casillo, al maestro Benedetto Casillo. Buongiorno. Grazie maestro. Posso dire qualche cosa? Sì, le dico prima la motivazione. Per la sua straordinaria capacità di incarnare e trasmettere l'anima autentica di Napoli attraverso il teatro e la sua arte. Benedetto Casillo, con il suo talento e la sua sensibilità, è riuscito a dare voce alla cultura partenopea, raccontando storie che esaltano la tradizione, l'ironia e la profondità del pensiero napoletano. Inoltre, come instancabile difensore del culto della Madonna di Piedigrotta, ha saputo preservare e valorizzare una delle tradizioni più emblematiche di Napoli, tramandandone il significato e l'importanza alle nuove generazioni. Grazie. C'è qualcuno che ricorda la festa di Piedigrotta? Lui è della certa età sì. Invece è una festa che è scomparsa drammaticamente negli anni 70. È stata una grande festa, no? La festa popolare, per essere veramente importante, deve avere tre colonne fondanti, deve essere la devozione, la storia e la leggenda. E Piedigrotta è tutto questo.
è finita definitivamente negli anni 70 con qualche tentativo e compagnia bella. No? Dal 1983 io, insieme al parroco dall'epoca, facemmo una serenata alla Madonna che si fa ogni 10 di settembre nella chiesa di Piedigrotta e vuole essere, anche se a brevi flash, quella che fu la grande storia di Piedigrotta. Quando abbiamo cominciato ci fu una grande partecipazione dei marinai, dei pescatori, perché la Madonna di Piedigrotta è la Madonna dei marinai, dei pescatori, degli uomini di mare, è la Madonna degli artisti, è la Madonna delle ragazze che devono sposare e prendere marito. Poi finita definitivamente la festa, noi 41 anni fa siamo subentrati portando avanti questo percorso. Anticamente durante i sabati della Madonna, che sono 9 e cominciano a luglio, c'erano centinaia, migliaia di persone che venivano da tutta la regione cantando in coro e arrivavano in chiesa. Noi l'abbiamo mantenuto tutte queste cose, non siamo più migliaia, siamo 10 persone, non di più, per la mattina però diamo ancora la voce dei sabati in giro per la nostra città. Allora tutti conoscono i car, il canzone, il fuoco a mare, ma l'emblema principale, secondo me, della festa di Piedigrotta, che era una festa sociale di uguaglianza, è rappresentata dal concorso dei vestitini di carta. Tutti i bambini si vestivano di carta, non c'era più chi si vestiva di velluto o con principe d'Ales, ma dovevano essere tutti quanti uguali. E spesso su concorso vincevano proprio i bambini più poveri, perché evidentemente c'è sempre qualcosa. Qual è il significato della carta? La carta come elemento semplice, quindi alla portata di tutti. La carta come elemento fragile, e quindi a rappresentare la fragilità dei bambini, ma anche la fragilità dell'essere umano. E poi il colore, la carta colorata, che rappresentano i sogni dei bambini, i sogni dell'uomo, che l'uomo nel momento in cui non si stupisce più, in cui non sogna più, è finito. E allora io vi dico questo, la Madonna di Piedigrotta esce ogni 50 anni in solenne processione per mare, ed è qualcosa di straordinario. Esce il 2 e il 53 di ogni secolo. Adesso secondo calendario dovrebbe uscire nel 2053, ma essendo quest'anno l'anno giubilare della speranza, abbiamo avuto la concessione di far sfilare la Madonna di Piedigrotta per mare il 14 settembre del 2028. E allora io vi chiedo, e ce l'ho detto a lui, partecipiamo con le scuole, con le cose, vestiamo i nostri bambini, cerchiamo di fare una lunga sfilata di centinaia, di migliaia di bambini tutti incolorati. Potrebbe essere un segno importante. Questo è il messaggio che noi stiamo portando in giro. Quest'anno la Serenata alla Madonna è stata riconosciuta finalmente patrimonio culturale della Campania. Ci hanno messo 41 anni, ma ce l'abbiamo fatta. No, va bene, sono i tempi. Vi saluto, vi ringrazio e apprezzo tutti quelli che si battono per la nostra identità napoletana. Vi dico francamente che avrete da fare qualche polemica con i pastorali della nostra zona che si stanno inquinando con certe cose assurde. Ci stanno quelli che siete. Vi saluto con una breve ninna nanna che mi ha insegnato mia madre, dura 30 secondi, mi ha insegnato mia madre, e che lei a 93 anni continuava a recitare, non ce la faceva più, a 93 anni era malata, e quello che lei aveva raccontato a me io la raccontavo a lei non ce la faceva più. Io la tenevo così a letto con le braccia tra le spalle e le suggerivo questa cosa. Un'immagine bellissima. Mia madre, che era stata mia madre, in quel momento diventava mia figlia, ed è qualche cosa di me. Sono 30 secondi, vi pregherei chi ha i nipoti, le cose, di insegnargliele, ripeto. Mo coccam con moglie sotto mandera Maronna, mo coccam madrizza sotto mandi Gesù Cristo. A Maronna mi è mamma, Gesù Cristo mi è fratello, tutti i santi mi sono parienti, dormo, benedetto mio, che non ci sta paura di niente.
io mi fermo fare un po' in lontananza, c'è un po' di salute. Grazie, come si dice a Pierrot, a Maronna ci ha occupato.